vicinanza, diciamo, della responsabilità di agire in rete per il bene comune insieme alla cultura della solidarietà e del dono è una buona prassi messa in atto da 28 comunità del Trevigiano attraverso un progetto innovativo di sussidiarietà che è già attivo dal 2009 e che si chiama Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus. Passo la parola con grande interesse e curiosità al dottor Fantinel perché ci racconti la sua esperienza. Grazie, buonasera. Vorrei innanzitutto anche ringraziare Giorgio Malaspina che mi ha invitato questa sera come presidente di Protagonisti per il Domani, mi dà l'opportunità di certificare alcune, secondo noi, buone pratiche che avvengono in un territorio. Però prima vorrei fare un passo così indietro rispetto a quello che hanno detto i colleghi di questo tavolo, no? Immaginatevi se tutte queste situazioni che avete sentito attraverso i numeri che sono stati manifestati, uno li deve vedere da sindaco. Io devo dire che l'esperienza, quando ho iniziato a fare il sindaco nel 2002, è stata traumatica anche per questo, perché confrontarmi con i numeri, ma soprattutto con queste realtà, ne discutevo poco prima di questa tavola rotonda con i colleghi amministratori, è una cosa che ti fa andare a casa la prima sera da sindaco e dici, bah, forse ho sbagliato qualcosa. Eppure c'è un articolo 3 della Costituzione italiana che a mio modo di vedere è straordinariamente di grande attualità e di incisivo, no? Questo dire che i cittadini sono uguali, hanno pari dignità, no? Di sesso, razza, appartenenza politica o quant'altro, spetta alla Repubblica rimuovere quei famosi ostacoli, no? Che potrebbero, diciamo, pregiudicare il cammino di una persona, e poi scopriamo, come diceva la dottoressa Poc'anzi, che questo è un paese dove l'illegalità vige ancora in maniera preponderante. Do solo un dato così che mi ha fatto molto arrabbiare all'inizio della mia esperienza, e cioè, poi si è ovviamente evoluto purtroppo negativamente. Tanto per dare un dato per capire com'è la situazione dei nostri giovani, visto che noi stiamo parlando anche di un paese che deve guardare al futuro e proiettare almeno un minimo di sicurezza ai nostri giovani, noi alle nuove generazioni lasciamo un debito di 80.000 euro per quanto riguarda il debito pubblico e 250.000 euro per quanto riguarda il debito pensionistico. Io penso che onestamente sia decisamente troppo. Allora c'è un debito di una società che è davvero minorenne, non è ancora maggiorenne, non ha maturato un percorso di riqualificazione per dare sostegno, comunque prospettiva futura anche alle generazioni future. Il mio primo impatto da sindaco, racconto questo aneddoto perché è abbastanza curioso, fu qualche giorno dopo la mia elezione e andai ad una cerimonia ad un paese vicino e il sindaco mi si avvicinò dicendo: senti, io ero sindaco di Santa Lucia di Piave, è un comune di 9.000 abitanti circa, vicino a Conegliano, tanto per capirci, nella zona del Prosecco, insomma, no? Che si conosce forse abbastanza bene. Anche per la verità noi a Santa Lucia abbiamo una fiera che è millenaria come quella di Verona, quindi conteniamo la palma, diciamo, la fiera più antica, anche se ovviamente Verona è più importante da questo punto di vista, però insomma cerchiamo di cavarcela in un'area molto più ristretta. E questo sindaco mi dice: guarda, tutto quello che succede a Santa Lucia a me non interessa, sappilo, e me lo disse con tono perentorio. Era un sindaco che avrà avuto 20 anni più di me, quindi io lo vedevo anche con un'aria ovviamente di grande stima, no? Come di un punto di riferimento. Dice: no, te lo ripeto, tutto quello che succede a te a me non interessa. E da lì andai a casa quella sera capendo che non doveva essere quel modo, a mio modesto avviso, di fare il sindaco. E da lì parte anche una progettualità che ha visto poi iniziare questa fondazione. Per la verità, lo raccontavo prima, la fondazione nasce come idea nel 2003, cioè nell'anno mondiale della disabilità. Abbiamo cercato, dopo un consiglio comunale dove si esortava il sindaco a perorare le cause a favore dei cosiddetti disabili, peraltro noi la disabilità non intendiamo esclusivamente di tipo fisico, ci sono tante, come dicevo prima, disabilità di ogni tipo e ordine nel nostro territorio, non stiamo qui ovviamente ad elencarle, e dopo quel consiglio comunale mi sentii un po' mortificato, cioè mi dissi tra me e me, è come vi capitasse, non so, di assistere, avete presente la famosa elezione
le elezioni di Miss Italia, no? Quando fanno la famosa domandina a queste bellissime ragazze, ma tu cosa vorresti fare nella vita? E qualcuno gli avrebbe suggerito dietro, ma insomma io sono per la pace nel mondo. Ecco, non so se vi è capitato anche a voi in qualche consiglio comunale quando esci, no? E tutti quanti all'unisono votano quel provvedimento, maggioranza e opposizione. Beh, io quella sera mi sentivo uno di quelli, siamo tutti a favore della pace nel mondo, però poi ognuno a casa propria ha le proprie dinamiche, deve fare le proprie cose, non abbiamo tempo di pensare a queste cose. E allora da lì mi partì un po' questa idea di dire, ma perché non mutuiamo un sistema di diciamo filantropia diffusa, mettendo insieme i comuni di una realtà? Per me era facile, come lo potrebbe essere ovviamente per voi, identificando la ULSS di appartenenza. Noi siamo ULSS numero 7, stiamo parlando di circa 220.000 abitanti, siamo divisi da distretto sud e distretto nord. Noi diciamo distretto nord ci sono le montagne, noi invece siamo sulla parte della vallata, no? C'è anche un piccolo antagonismo, proprio per quello all'inizio dibattei molto su questo tema. Noi dobbiamo fare il sistema squadra, cioè mettersi insieme per governare questo circuito in maniera, secondo me, secondo noi, virtuosa, cioè mettendo assieme, diciamo così, il pubblico al privato, diciamo una sorta di welfare, si potesse definire anche virtuoso in questo senso. E così nel 2003, passata una gestazione di 4 anni, non è facile sempre nei comuni ovviamente trovare una quadra, immaginate di andare a trovare i comuni, i sindaci, dire loro una cosa che per me era importante sin da quando sono stato eletto, e cioè trovavo abbastanza, se mi permettete voglio fare una provocazione un po' ridicolo, che i miei, a partire da me sapete, ci mancherebbe, che noi sindaci provassimo orgoglio e soddisfazione nel dire ah ma io ho la delega dei miei cittadini in questo territorio, no? Come il governo, scusate, delle pecore, dentro questo recinto comando io, come il famoso sindaco, tutto quello che succede a te non mi interessa, e non avere invece una vision un po' più ampia del territorio. Io non sono soltanto il sindaco di Verona, faccio un esempio, sono il sindaco di un territorio, assieme ad altri colleghi, per esempio nella conferenza dei sindaci, determino ovviamente una serie di strategie che riguardano la tematica sociosanitaria, che peraltro, guardate, so bene che va meno nei giornali, ma è sicuramente tra le più importanti, forse la più importante in assoluto, perché il benessere del cittadino non si misura soltanto nel dire non ho più mal di testa, non ho più mal di denti, si misura attraverso la ricerca di quel bene comune, che non è il frutto di tanti beni messi assieme, ma è un bene supremo, che è fatto anche dei servizi che diamo alla cittadinanza sotto ogni profilo. Che cosa hanno fatto questi comuni? Finalmente nel 2007, dopo un parto insomma piuttosto lungo, hanno deciso di mettersi assieme. Governando questo circuito in che modo? Intercettando risorse economiche. Ecco il momento in cui anche noi cominciavamo come sindaci a dire ho 2 modi per, diciamo, vivere questa situazione: o protesto, l'abbiamo fatto, ci mancherebbe anche noi nelle sedi deputate, o mi tiro sulle maniche per cercare di soddisfare al meglio i bisogni dei miei cittadini, miei intesi del territorio. E da quel momento siamo partiti con una serie di iniziative che hanno permesso di andare a contatto con i cittadini. L'abbiamo fatto, uso sempre l'esempio di mia mamma perché non essendo qua non si arrabbia neanche, quindi non c'è molto problema, ma non ci sono tanti problemi. Per esempio ci siamo messi in testa a un certo momento di andare verso la gente, verso i cittadini che non sono addetti ai lavori, che magari a volte sono un po' più distratti perché sono presi dalle loro cose, altri magari non hanno certe sensibilità. Del resto io dico sempre, ma un sindaco fa qualcosa solo perché gli arriva, o un assessore, da un obbligo amministrativo perché ha una sua morale, una sua filosofia. Io penso che la seconda sia molto importante, perché se facessi solo la prima, direi che darei risposta a un effetto immediato, cioè non a un aspetto direi quasi di intelligenza emotiva, come dire io devo essere rieletto, devo portare la mia fascetta, devo fare il secondo mandato e ho fatto bella figura. E un sindaco è solo bravo quando fa opere pubbliche oppure trasmette ai propri cittadini anche determinati percorsi. In questo caso noi ci siamo messi in testa proprio questa cosa qui. Io penso anche la seconda, no? Lasciare un'eredità, no? Di un tuo pensiero, di un tuo modo di approcciare le cose è molto importante. Da sindaco o da assessore, pensate a quelle cifre, questi numeri che sono stati esposti, sentirvi dire dai cittadini ho bisogno di qualcosa, diceva prima l'amico assessore, ma siamo diventati quasi un ufficio di collocamento, giusto?
questa è una cosa che ti fa andare a casa davvero mortificato la sera, perché non hai i mezzi necessari per sostenere queste dinamiche di povertà, della bolletta non pagata, del posto di lavoro perso. Il sindaco diventa il primo in trincea, no? Se sei a Roma, con tutto rispetto per i nostri parlamentari, fai un percorso che è di politica macro, se sei nella tua realtà devi verificare anche che la signora non ha pagato la bolletta, che non ha i soldi per pagare l'affitto, eccetera. Quindi questi aspetti li abbiamo messi insieme e siamo partiti con due partner di eccellenza. Ovviamente io vi racconto questa cosa per dire come un territorio ha ragionato attorno a queste dinamiche, per rifarmi anche alla domanda della nostra moderatrice, e cioè siamo partiti con la UL7 ovviamente, perché governa il territorio assieme ai sindaci nella conferenza dei sindaci, e un istituto di credito, la Banca della Marca, che è un credito cooperativo, ha 35 filiali, interagisce nella zona. Questa banca ci ha dato subito un piccolo patrimonio di 70.000 euro. Che cosa abbiamo fatto con questi 70.000 euro? Abbiamo cercato di attivare dei bandi a favore delle nostre associazioni, per dire: guardate che non siamo in antitesi con voi, siamo con voi nel territorio, lo vogliamo governare assieme in un momento di grande difficoltà, il periodo di vacche grasse forse più facile un po' per tutti, e lo vogliamo fare assieme attraverso la ricerca di idee, diciamo così, innovative, non tanto per dare, scusate, dei soldi a dei poveri, ma per dare magari la canna da pesca al povero. A proposito, voglio ricordare che noi non è che incassiamo risorse economiche per pensare, uso una provocazione, soltanto la questione dei poveri. C'è una filosofia che ci muove, che è la cultura della solidarietà, e per creare sviluppo. Noi pensiamo che da un momento di grandissima crisi come questo, noi possiamo anche creare sviluppo verso una nuova fase di lavoro, diciamo con materiale umano che si approccia a nuovi lavori, grazie anche alla fondazione che prepara, praticamente, diciamo così, il terreno per creare nuove opportunità di lavoro. Sarebbe troppo lungo spiegarlo in questo senso, ma noi pensiamo che la crisi determini anche una fase di sviluppo, paradossalmente. Mi pare lo dicesse anche Einstein da questo punto di vista, cioè fare in modo di non piangerci addosso per pensare invece che la crisi possa darci più, paradossalmente più disponibilità. Questi bandi sono diciamo nati e abbiamo avuto una grande partecipazione delle nostre associazioni, però a un certo momento ci siamo accorti che sostenevamo sì ovviamente dinamiche che rappresentavano una certa criticità nel nostro territorio, però la gente ancora non ci poteva conoscere, perché ovviamente andavamo a intercettare associazioni, quindi persone interessate del luogo, amministratori che ci segnalavano quel progetto piuttosto che, insomma, sempre persone ovviamente autorevoli, ma non potevamo ancora andare vicino a quelle persone, diciamo così, alla cittadinanza in senso lato. E allora nel 2010 c'è venuta l'idea, che devo dire, insomma, è stata dignitosa, ed è stata quella di dire: convocai, mi ricordo, in ufficio il mio collaboratore, il mio volontario, perché noi siamo tutti volontari e per fortuna una volta ogni tanto in politica non ci sono carrozzoni, quindi noi non prendiamo nulla, il nostro rimborso è la gioia nel predicare è anche qui eccessivo, comunque nel perorare la causa della cultura del dono. E gli dissi: senti Sergio, ci serve un'iniziativa che avvicini la gente, no? Che avvicini il popolo, scusate, uso questa frase un po' ridondante, e gli ho detto: però non trovarmi un prodotto che va a deperire immediatamente. Scusate, io ovviamente sappiamo che prendiamo le mele, le azalè, e ci mancherebbe, sono tutte iniziative straordinarie, ma insomma volevamo qualcosa che durasse un po' di più, anche per non fare la stessa cosa. E allora partì l'idea delle noci. Incontrammo l'istituto sostentamento al clero della nostra zona, della nostra diocesi, della nostra curia, che è proprietaria di questi noceti, dicevo prima il terzo produttore in Italia. Facciamo noci Lara, la filiera produttiva è straordinariamente naturale, quindi non viene sbiancato con prodotti chimici, ma ovviamente guarda bene alla salute, ecco perché lui ovviamente ci teneva molto sotto questo profilo, peraltro fanno bene al cuore, dicono, perché contiene omega 3 e fa bene a questo circuito di filantropia diffusa. Ebbene, all'inizio non sapevamo come fare, come venderlo, quante vendano, insomma, sta di fatto che oggi noi vendiamo, dipende da quando ce ne danno, perché non ce ne danno sempre proprio tante, ma insomma vendiamo ormai 200 quintali di noci nelle 28 piazze, cioè ogni comune ha un promoter, lo chiamiamo così, che generalmente è assessore ai servizi sociali, cioè persona che è diciamo propedeutica alla materia,
e questi assessori, che diventano così dei promoter, avviano non solo la raccolta noci. Noi collaboriamo con circa 300 associazioni e 1200 volontari che adesso fanno a gara di quante noci vendono di più, perché è diventato un brand nel territorio straordinario sotto questo profilo. Le noci, ma poi siamo passati ovviamente al 5 per 1000. Noi peraltro siamo onlus da 2 anni, la Regione Veneto attraverso l'ufficio delle entrate aveva creato una sorta di dicotomia su questa questione, perché diceva che noi non potevamo essere onlus in quanto parte privata e in pezzo di parte pubblica dato dai comuni, privato la banca. Invece abbiamo vinto questa battaglia, devo dire, siamo finiti, non per merito mio, con degli esperti addirittura su sole 24 ore, dove la Regione Veneto dice mea culpa, dobbiamo esercitare il diritto a questa onlus, quindi adesso abbiamo ovviamente anche in termini di acronimo onlus la capacità per la defiscalizzazione delle aziende. Sulla defiscalizzazione noi la diciamo sempre, non per ultimo, poi alla fine, molto alla fine, perché è l'azienda che ci deve sostenere. Parliamo sempre di valori, noi dobbiamo esprimere questi valori, la cultura del dono, l'identità di una comunità che dai più piccoli. Stiamo organizzando per esempio una grande iniziativa, e qui vado a elencare velocemente per finire le iniziative che facciamo, oltre a 5 per 1000 che vi ho detto, una grande iniziativa con le scuole. La nostra popolazione studentesca, compresa le elementari, è di 24.000 studenti. Abbiamo fatto un piccolo conto che dicendo, non so, le scuole medie e superiori, senti, rinunciami un giorno all'anno, alla merendina, no? Se fosse qua mia nonna direbbe, ma con tutte le pottaccerie che è fatta ti fa solo bene, no? E magari i più grandi, le superiori alla sigaretta, noi potremmo creare un circuito anche alle scuole. Guardate bene, la fondazione non raccoglie soldi da una parte e li dà da un'altra, che poi peraltro sempre nell'ambito sociale sarebbe, ma li raccoglie dalla scuola e li restituisce alla scuola. Per esempio il progetto dislessia è un progetto di grande dignità, una battaglia di grande dignità che gli amministratori fanno per quei bambini che un giorno saranno maggiorenni e dovranno prendersi una responsabilità nella società civile. Ecco, dar corso a queste iniziative ha ovviamente, scusate, un costo. I due filoni più importanti che abbracciamo quali sono? Gli inglesi lo chiamano fundraising, cioè raccolta fondi. Non vi cito i dati americani, non sto dicendo che l'America è più brava di noi, ma il default dell'America è: se non hai versato qualcosa a qualcuno sei un cialtrone. Questo dicono gli americani. Andatevi a vedere cosa dice Bill Gates o Rockefeller, cioè addirittura in termini di lasciti, sarebbe un obbrobrio, uno scandalo dirlo in Italia, dicono ma gli eredi, i figli dovrebbero percepire non più del 50, dicono gli americani, il 50% di ciò che hanno lasciato i genitori, perché dice per esempio Bill Gates, sapete che ha fondato una fondazione importante a sostegno delle dinamiche per cui parliamo, non può far che male ai figli. I due grandi obiettivi, dicevo, il fundraising, cioè noi la raccolta fondi la stiamo esercitando con aziende del posto. Provvediamo a manifestargli un folder nel quale evidenziamo, attraverso un'analisi fatta ovviamente all'interno della ULSS dai nostri tecnici e dai tavoli concertati assieme ai nostri amministratori, di bandi che sono percorsi di sostegno a progettualità di tipo sociale. L'altra iniziativa che vorremmo fare, è già partita, abbiamo già avuto un primo grande ok da un grosso distributore, è una politica di co-marketing, cioè, faccio un esempio, entro in quel negozio, posso acquistare, scusate banalizzo, in realtà la stiamo facendo, la cacciotta della latteria di Soligo, e quella cacciotta viene marchiata fondazione. Stiamo lavorando con un grosso gruppo tipo Coop, tanto per non fare nomi. Naturalmente mi hanno detto: Fiorenzo, ti diamo anche lo scaffale giusto, perché tua mamma, che è distratta, non lo vedrebbe se fosse posto lì, lo deve vedere bello in grande, no? Ecco, acquistare quella casatella, peraltro io gli avrei fatto una provocazione per ridere: mettici la casatella con le noci, per cui alla fine ci facciamo un produttone eccezionale. Ecco, vedete, tutti questi aspetti, è vero che noi andiamo anche a incassare soldini in quell'ambito, ma l'idea del co-marketing è straordinaria perché prendiamo due piccioni con una fava. Se da una parte prendiamo i soldini che ci servono per sostenere queste progettualità, dall'altra noi mandiamo un grandissimo avviso ai cittadini, anche più distratti, cioè è come dire: ho una grandissima pubblicità solidale sul mercato e faccio in modo che la cittadinanza di quel territorio di fatto, insieme all'unisono,
ad Unislo diventi compartecipe di un disegno virtuoso, di un disegno filantropico in questo senso. È anche un po', diciamo, dare nobiltà alla ricchezza prodotta in quel territorio. L'azienda dice: io faccio dei soldini, no, attraverso la mia attività, ma do una ricaduta sul territorio per rigenerare una ricchezza solidale. Termino dicendo questo, spero di non aver sporato più di tanto. Sono talmente tante le cose, ma mi sembra capisco che il tempo è limitato. C'è un dato che mi ha fatto così non preoccupare, anzi sobbalzare sulla sedia, perché noi come piramide di raccoglitori di fondi, sapete che il fundraising è proprio seguito per esempio dal professor Melandri dell'Università di Bologna, ci sono tomoni, libri così che spiegano la tecnica e il sistema di raccolta fondi. Io li studio tutti perché sono abbastanza inesperto e ho voglia di cimentarmi in tutto questo, ma non lo faccio perché voglio essere bravo, ma lo faccio perché lo sento di farlo, no? C'è una cultura, una filosofia, ed è il dato relativo ai lasciti. Vi lascio solo con questo dato. I lasciti sono una di quelle branchie che sono appetite alle grandi fondazioni, perché vanno ad intercettare questi capitali che sono lasciati da persone che li ammettono, la maggior parte di persone che non hanno figli. Ecco, il dato di persone, per non urtare la suscettibilità di nessuno, di persone dal 2013 al 2020 che non hanno parenti o affini da lasciare del denaro, è un dato semplicemente strabiliante. Sono 104 miliardi di euro, che per chi ha ormai età matura come la mia sono i famosi 200.000 miliardi del vecchio conio. Ora, 104 miliardi, io mi accontenterei dei rotti, ve lo dico subito. Però a parte questo, voglio dire, provate a pensare una organizzazione che come noi mette insieme 28 realtà per dare un'impronta nella mission culturale della solidarietà, per creare progetti e obiettivi per sostenere il bilancio dei sindaci, inteso il bilancio sociale, quindi dare dignità alle persone che non possono urlare, dare anche dignità a quei bambini che avete visto i filmati in questi giorni, no? Su quelli magari evitiamo commenti. Dare dignità a questi aspetti vuol dire creare una comunità più matura e più consapevole e se mi permettete anche più ricca. Grazie.